Buon pomeriggio, buon lunedì, benvenuti ad Anteprima Corner. Siamo all'indomani della sconfitta del Catania in quello che era il primo turno dei playoff nazionali, una sconfitta che ha lasciato tanto amaro in bocca, una sorta di beffa. A pochi minuti dalla fine è arrivato il gol del Pescara, che in realtà poi non aveva creato grandi problemi alla retroguardia del Catania. Vediamo insieme, prima di cominciare, il quadro dei risultati della giornata di ieri con diciamo, le partite che sono giocate nella giornata di domenica. Si tornerà poi di nuovo in campo mercoledì e lì chiaramente ci sarà il dentro o fuori per tutte le squadre che hanno. Fra poco la vedremo questa grafica. Intanto però collego subito Alessandro Vagliasindi. Buon pomeriggio Alessandro. Buon pomeriggio a tutti. Grazie per essere con noi anche oggi Alessandro, poi ci rivediamo chiaramente per Corner in studio. Allora, la sensazione che si ha alla fine della partita di ieri sera è che insomma, al Catania manchi qualche cosa in termini di risultato. Non è stato magari il Catania brillantissimo sotto porta, pericolosissimo, però chi ha fatto la partita nella giornata di ieri è certamente la squadra di Toscano, che però alla fine di quello che è il primo tempo dell'andata e ritorno di questo turno nazionale di playoff, il primo ha praticamente in mano 0 punti. Angelo, io ho la sensazione che il Catania ieri sia stato a due volti. C'è stato un Catania del primo tempo che funzionava a mio avviso più che bene e un Catania del secondo tempo che invece ha progressivamente ceduto campo e convinzione al Pescara, che è vero non ha creato grandi occasioni, anzi nessuna prima del gol di Merola, ma che ha preso il pallino del gioco. Però dobbiamo chiederci che cosa è accaduto tra il primo e il secondo tempo, perché ci sono state anche delle decisioni da parte dello staff tecnico che vanno analizzate in considerazione del fatto, ripeto, che nei primi 45 minuti il Catania aveva fatto la partita, aveva creato i presupposti per realizzare, ma soprattutto dava la sensazione di avere il controllo del gioco. E dopo questo primo tempo, insomma, più che positivo a mio avviso, c'è stata una prestazione in controtendenza. Alessandro, Sì. permettimi, allora arrivo proprio a questo. Allora evidentemente l'ingresso in campo di Sturaro per Quaini, di Dal Monte per Jimenez ha in qualche modo disequilibrato la squadra di Toscano nei vari reparti, cioè non hanno dato quello che si sperava, che si pensava potessero dare in termini di apporto positivo questi due cambi che solitamente vengono fatti negli ultimi 20 minuti, diciamo, da Toscano. Ma Angelo, soprattutto uno, perché Dal Monte e Jimenez pari sono, nel senso che Jimenez al primo tempo qualcosina comunque l'aveva anche creata. Dal Monte è entrato quando la squadra ha imboccato, diciamo, la parabola discendente della prestazione, quindi ha potuto dare quel che poteva, ma soprattutto a mio avviso il Catania ha perso molto a centrocampo perché Sturaro non ha offerto la prestazione che ci si aspettava, mentre Quaini a mio avviso fino all'intervallo era stato, se non il migliore, ma uno dei migliori in campo, ha fatto un lavoro oscuro preziosissimo. Quindi secondo me lì c'è la prima chiave di volta, cioè il cambio Sturaro-Quaini è stato un cambio improduttivo. Poi se andiamo ad analizzare la parte conclusiva della gara, c'è un'altra situazione che chiaramente merita un approfondimento, è la scelta di far uscire Celli e mettere Montalto, che quel momento della partita a mio avviso non legittimava, cioè il ricorso alla doppia punta in una fase della partita in cui il Catania probabilmente aveva già dato il meglio e con un Pescara che invece nel palleggio del fraseggio in quel momento della partita si lasciava preferire. Il far insomma una scelta del doppio attaccante per togliere un difensore e modificare l'assetto difensivo a mio avviso ha avuto un impatto negativo, perché poi il destino a volte cede lo zampino. Il gol del Pescara nasce proprio lì,
dove Celli non c'è più, dove la squadra si mette a 4 dietro. Anastasio evidentemente ancora non era sintonizzato perfettamente con la nuova situazione tattica. Merola gli parte alle spalle e va in gol. Queste sono le circostanze, a mio avviso, che aprono il libro delle recriminazioni, perché un conto è andare a Pescara con lo 0-0, sì, sei costretto a vincere, ma lo 0-0 mi dà una strategia di gara di un certo tipo. Un conto è andarci con questo gol che state vedendo proprio in questi istanti, che chiaramente modifica la strategia, ma soprattutto dà un colpo al morale, perché uscire con una sconfitta dopo una prestazione del genere è un fatto che va, secondo me, a incidere proprio sulla testa, sul morale di questa squadra, che adesso ha davanti un'impresa da realizzare. Vincere con 2 gol di scarto allo Stadio Adriatico, che peraltro è una circostanza mai verificatasi in questa stagione, cioè il Pescara ha perso 4 volte in casa, ma mai con 2 gol di scarto. Allora, sentiamo un attimo Mimmo Toscano, poi vediamo insieme i risultati di ieri dal primo turno nazionale. Arriva. Sì, secondo me abbiamo fatto una buona gara. Credo che il risultato sia un po' bugiardo per quello che si è visto nei 90 minuti, però io sono fiducioso, è finito il primo tempo, andiamo a giocarcela a Pescara uscendo dal campo senza nessun rimpianto, dando tutto, perché anche oggi la squadra ha dimostrato che può battere il Pescara. Serve l'impresa, serve, come abbiamo fatto tante volte in trasferta, fare una gara dando tutto. Intanto dobbiamo cambiare qualche uomo, perché abbiamo due squalificati, poi analizzeremo la partita di oggi, avremo 2 giorni per prepararla e prepareremo per bene la giusta strategia per poter fare l'impresa. Allora, sottolinea il concetto di impresa toscano, come dicevi tu, il Pescara non ha mai perso quest'anno in casa con 2 gol di scarto. Restando alla partita, Francesco Di Tacchio anche ieri è risultato uno dei giocatori che vive una buona condizione fisica, nel secondo tempo è stato il più pericoloso del Catania. Penso che nel primo tempo abbia rasentato alla perfezione la prestazione di Di Tacchio, probabilmente per la vicinanza di Quaini. Nel secondo tempo ha dovuto fare un lavoro ancora più sporco, perché spesso i palleggiatori del Pescara lo mettevano in mezzo, e quindi è stata una seconda parte di gara di maggior sofferenza, ma sempre con grande autorevolezza in campo. È stato anche pericoloso in occasione di quella conclusione al volo di sinistro a metà del secondo tempo. Giocatore fondamentale per questa squadra, non lo scopriamo certamente oggi. Per quanto riguarda altre notazioni che possiamo dare, Angelo, in vista della partita di ritorno, domani ci sarà allenamento a porte aperte al Massimino. Ci sarà la possibilità di accedere dalle ore 16 in tribuna A, per chi vorrà dare, diciamo, un saluto, un incitamento alla squadra in vista della trasferta di Pescara. E poi mercoledì il Catania partirà con un volo charter direttamente per Pescara martedì mattina alle 11, e quindi viene adottata quella che può essere la forma di trasferimento più comoda per arrivare a Pescara, diciamo, nelle migliori condizioni psicofisiche. Sì, Alessandro, a proposito di formazione, visto che insomma ci saranno 2 giocatori che per forza di cose non potranno giocare, saranno squalificati, ci riferiamo a Quaini, ci riferiamo anche a Sturaro. No, Sturaro e Gherardi. Gherardi, chiedo scusa. Che cosa significa per il Catania? Cosa bisognerà in qualche modo cambiare? Lì in difesa probabilmente forse il problema più complicato, perché ormai si era trovato un assetto diciamo di grande equilibrio con Gherardi, Di Gennaro e Celli, mentre in mezzo al campo le soluzioni non mancano, perché a parte Quaini, a parte c'è anche De Rose che potrebbe risultare utile alla causa. Insomma, queste sono, diciamo, le scelte, perché lì in difesa uno tra Allegretto e Del Fabbro potrebbe essere l'uomo che va a sostituire Gherardi.
O lo stesso Guaini, Angelo. Potrebbe anche essere. Potrebbe anche essere la terza soluzione, cioè di avere un altro palleggiatore in difesa e quindi poter appunto arretrare Guaini sui tre difensori. A centrocampo, insomma, penso che la cosa più logica, qualora Guaini appunto venga arretrato in difesa, sia l'ingresso nell'11 titolare di De Rose, senza trascurare, Angelo, la possibilità che Lunetta mercoledì possa essere pronto già dal primo minuto e quindi avere questo jolly offensivo che devo dire è mancato sia contro il Potenza che ieri, per dare delle soluzioni diverse, una maggior dose di imprevedibilità alla manovra offensiva del Catania, che è inutile fare tanti ragionamenti, tolto Inglese non ha certezze in chiave offensiva, quindi occorre trovare alla svelta delle soluzioni per cercare di centrare queste imprese. Soluzioni che sono di sostanza. Prima di salutarci, Alessandro, vediamo insieme il quadro dei risultati di ieri, dove certamente spicca la vittoria larghissima dell'Atalanta, l'Atalanta Under 23, un'Atalanta che praticamente ha steso la torre 7-1, risultato più che tennistico, va oltre. Poi Gian Erminio che ha regolato il Monopoli 3-1, anche questo è un risultato forse un po' a sorpresa. Il Crotone che ha battuto 3-1 la Feralpisalò e poi la Visbesaro che ha pareggiato 1-1 con il Rimini, chiaramente il Catania sconfitto in casa dalla Pescara. Cosa ci dice questo tabellone? Conta tanto, Angelo. Sì, abbiamo capito che l'urna conta tantissimo perché magari ci sono delle squadre che nei loro gironi hanno avuto piazzamenti sicuramente importanti, ma che ieri però poi alla fine alla prova del campo sono dimostrati forse non all'altezza di quello che è questo momento topico della stagione. Sì, il Catania ha preso il peggior avversario del lotto e questo purtroppo conta, non che sia un alibi, non deve essere assolutamente un alibi né un esimente per la sconfitta, però è indubbio che l'urna ha portato l'accoppiamento più sfavorevole in assoluto per il Catania. La mano di Pecche insomma non è stata felice per il Catania. Alessandro, intanto grazie per essere stato in questo segmento di Anteprima Corner insieme a noi. Noi ci ritroviamo stasera alle 20:45 su Telecolor con Corner. Insieme a noi in studio ci sarà anche Davide Mignemi che conosce molto bene l'ambiente di Pescara e con lui parleremo, cercheremo di capire allora che tipo di partita bisognerà fare. Grazie Alessandro, a più tardi. E adesso invece ci trasferiamo a Palermo dove per noi c'è Marco Gullà. Buon pomeriggio anche a te Marco, non abbiamo ancora Gullà, fra poco lo recuperiamo Marco Gullà, in attesa ovviamente di avere il suo collegamento. Facciamo una breve pausa e poi saremo di nuovo insieme per capire come il Palermo arriva a questi playoff, perché domani c'è l'ultima di campionato, ma poi bisognerà vedere cosa succede nella post-season. A fra pochissimo. Bentornati ad Anteprima Corner, è il momento, come dicevamo, di parlare di Palermo. Adesso c'è Marco Gullà insieme a noi. Buon pomeriggio Marco. Eccoci qua, buon pomeriggio a tutti. Allora Marco, il Palermo continua ad avere questa fase altalenante, no? Partita persa, partita vinta, adesso però c'è l'ultima di campionato e si chiude la stagione regolare, ma dalla prossima ancora non potrà esserci più questo andamento se il Palermo vuole recitare un ruolo da protagonista in quelli che sono i playoff promozione per la Serie A. Sì, intanto appunto la prestazione contro il Frosinone ha nuovamente evidenziato questo trend decisamente altalenante
che il Palermo ha confermato per tutto l'intero corso del campionato. È ovvio che siamo alla vigilia di una partita che può dire tanto, perché comunque domani il Palermo si gioca tanto nella gara contro la Carrarese, ha ottenuto i playoff venerdì scorso, ma adesso Dionisi anche in sala stampa ha più volte rimarcato l'importanza di vincere domani contro la Carrarese per provare a raggiungere il sesto, addirittura il quinto posto, perché la combinazione è abbastanza semplice. Il Palermo domani deve battere intanto la Carrarese per consolidare il settimo posto che vediamo. Sì, vediamo appunto il Palermo al settimo, quindi intanto vincere perché deve respingere l'assalto del Cesena, anche se in teoria ottavo, settimo poco cambia soltanto l'avversario. Il Palermo dovrebbe giocare fuori casa e avere un solo risultato su 3, quindi vincere per passare il turno. Dal sesto posto invece cambia tutto, perché il sesto posto consente al Palermo di giocare in casa e di avere 2 risultati su 3, quindi anche pareggiando il Palermo passerebbe il turno. Ecco perché è fondamentale la partita di domani contro la Carrarese, che vediamo in classifica salva, non ha più nulla da chiedere al campionato. Poi però il Palermo deve avere un orecchio alla radiolina, come si diceva ai tempi, caro Angelo, quindi sperare intanto che il Catanzaro non faccia 3 punti a Mantova, e sperare magari anche che la Juve Stabia perda in casa contro la Sampdoria, partita comunque delicata quella delle Vespe, visto che la Samp ha bisogno assolutamente di punti per salvarsi. Vediamo allora la classifica di nuovo per capire proprio cosa succede con la Sampdoria, che è praticamente al limite, attenzione, cioè è davvero sull'orlo devono vincere tutto. Hanno necessità assolutamente. È un bel... Il Frosinone, la Sampdoria, la Salernitana, il Cittadella, insomma è una lotta retrocessione assolutamente frizzante quella di domani, ma anche quella dei playoff. Vediamo ancora che insomma bisogna stabilire meglio questa griglia. C'è molta differenza, comunque... Marco, ti chiedo scusa, tra la lotta per i playoff, però la lotta per non retrocedere, perché si perde la cadetteria, si torna in Lega Pro. Là è un piazzamento magari migliore per giocarsi gli spareggi, qui invece è la sopravvivenza in Serie B. È davvero un finale di stagione piuttosto complicatino e abbastanza a cardiopalma per i tifosi di queste squadre, chiaramente, che vivono momenti certamente complicati. Sentiamo Alessio Dionisi che cosa ha detto poche ore fa stamattina, per parlare non solo della prossima partita, ma del momento in genere, proprio in generale della sua squadra. Sentiamo. È pronta a tutto, dovremmo essere pronti alla partita che si mette male, alla partita che si mette bene, a rientrare come hai finito, a rientrare il secondo tempo come hai finito il primo, però delle volte magari le cose non vanno come vorresti e ora affrontiamo un'altra partita di campionato che ci può far consolidare la posizione, migliorarla o peggiorarla, dipende tanto da noi, poi ovvio non solo da noi, ma da noi dipende tanto. Ovvio che noi vogliamo fare risultato, poi noi possiamo attraverso il nostro risultato consolidare, come ho già detto, la posizione, migliorarla, o consolidarla o migliorarla, quindi una parte del risultato finale dipenderà da noi. Gestire le forze sicuramente, perché poi sappiamo che sicuramente giocheremo una partita ravvicinata, che questa è già ravvicinata a quella precedente, ne giocheremo un'altra ravvicinata, e al tempo stesso vorrei vedere giocatori che vogliono vincere, che magari non sono stati protagonisti nell'ultima partita o in quella precedente, perché abbiamo bisogno veramente di tutti. È un appello quello di Dionisi in questo momento ai suoi giocatori? Ai suoi giocatori, ma quando dice tutti credo che vada anche nuovamente a tendere una mano alla tifoseria, soprattutto agli ultras del Palermo, che venerdì scorso hanno contestato in maniera abbastanza roboante la squadra, la dirigenza e soprattutto Dionisi. Tra l'altro questa diatriba con l'allenatore continua anche subito, continua anche dopo il fischio finale insomma di Palermo Frosinone, perché Dionisi ad una domanda ovviamente specifica su questa contestazione ha detto: io lo striscione non li ho visti, però nella notte sono comparsi ulteriori striscioni
che appunto puntano il dito, passami un po' il termine, contro Dionisi e contro Gardini. Quindi insomma è una situazione assolutamente calda, quella che in questo momento ha il Palermo, soprattutto deve gestire, in vista ovviamente dei playoff, che saranno certamente un campionato diverso, un mini campionato diverso, però come hai detto bene tu Angelo poc'anzi all'inizio, Palermo deve cercare soprattutto di curare questa mancata continuità, questa incostanza che ha contraddistinto tutto il suo campionato, perché ok, può andarti bene la prima gara, che è quella secca, soprattutto se giochi in casa, però poi nella doppia sfida semifinale affronti o Spezia o Cremonese, e lì ci sono squadre che hanno dei valori, che hanno qualità e soprattutto hanno avuto un rendimento costante per tutto l'intero campionato, soprattutto lo Spezia. Volevo chiederti domani che tipo di squadra immagini in campo per il Palermo. Ci saranno giocatori magari che hanno giocato poco per l'ultima di campionato, in attesa poi di potersi giocare tutto nei play-off, o altrimenti, siccome si deve difendere una posizione importante nella griglia, Dionisi manderà la migliore formazione, andare in campo? No, qualcosa cambierà. Intanto non c'è Blen che è squalificato, Ceccaroni è convocato ma non dovrebbe partire dall'inizio, Magnani out, si spera di recuperarlo per la prima partita dei playoff, ma insomma lo staff non è ottimista, e in avanti potrebbe esserci un turno di riposo per Poyampalo, con Ledo Aron candidato a essere appunto il centravanti titolare, confermati Brunori e Segre, così come sulla destra Pierozzi e probabilmente Di Francesco sulla sinistra, mentre in difesa gli uomini sono contati, quindi Nicolao, sicuramente Bania e poi ancora una volta Diachite a comporre il terzetto difensivo. Insomma, per larghi tratti sarà un po' lo stesso Palermo che ha giocato contro il Frosinone. E allora aspettiamo l'ultima di campionato per poi raccontare quello che succederà nei playoff per il Palermo. Che cosa ci puoi dire della partita di domani, a proposito anche degli avversari? Tu dici gli avversari ormai non hanno nulla da chiedere, sono salvi e quindi vengono al Barbera per chiudere la stagione e fare una neopromossa, fra le altre cose, la Carrarese. No, attenzione, in Serie B non ci sono partite scontate, Angelo, anche perché anche in Serie A, l'abbiamo visto ieri, insomma il Genoa non aveva più nulla da chiedere al campionato e ha praticamente pareggiato al Maradona contro il Napoli, quindi non è assolutamente una gara dall'esito scontato. Sono finiti quegli anni in cui magari la squadra che era ormai quasi in vacanza regalava punti agli avversari, adesso non è più così, tutto è possibile, quindi il Palermo dovrà certamente stare attenta a una Carrarese che è una squadra coriacea, solida per essere una neopromossa, e lo ricordiamo, all'andata diede filo da torcere al Palermo, tra l'altro vincendo anche la partita, quindi non è certamente una gara dall'esito ormai scontato, non lo è. Dionisi ha alzato insomma il livello di guardia al massimo, lo sa bene, perché in Serie B qualsiasi partita può nascondere delle insidie. Ovvio che poi comunque le motivazioni in questo caso del Palermo dovrebbero certamente spingere, dare uno sprint in più alla formazione di Dionisi. Ultimissima nota, la faccio ovviamente ancora una volta sui tifosi: anche domani ci sarà un clima, un ambiente decisamente atipico, non come quello contro il Frosinone, però ci sarà una sorta di indifferenza da parte degli ultras rosanero nei confronti della squadra. Va bene, grazie, ci racconterai allora tutto nei nostri telegiornali, come andrà questa partita, quali saranno i risvolti e come il Palermo si proietta insomma alla post-season. Grazie allora a Marco Gullà. Dalla Serie B torniamo invece in Lega Pro, in realtà torniamo ai play-out, perché il Messina ha giocato il suo primo play-out, la gara di andata sabato, tornerà in campo ancora l'altro sabato e sarà una partita decisiva intanto sul campo per conservare il professionismo, il calcio professionistico in riva allo Stretto, e chiaramente sponda Messina. Buon pomeriggio a Sergio Colosi. Un pareggio che probabilmente inatteso forse per come era stata, diciamo, la squadra giallorossa nelle ultime gare.
Buon pomeriggio Angelo, sì, se guardiamo l'ultimo periodo con il Messina che aveva vinto 4 delle ultime 5 gare, mentre il Foggia veniva da 6 sconfitte nelle ultime 7 partite, in teoria non ci doveva essere partite, invece così non è stato perché il Foggia nella settimana della sosta si è ricompattato, ha ritrovato Parodi al centro della difesa, ha messo Salines a destra, a centrocampo Tascone e Pazienza, insomma ha ritrovato un po' quello che era l'organico costruito per raggiungere i playoff, un organico sulla carta più forte rispetto a quello del Messina, che ha però giocato male nelle sue individualità, anche nei giocatori più attesi tipo Green, Bugel, Luciani, Tordini e tanti altri. Sta di fatto che i numeri hanno bocciato la prestazione del Messina, il Messina che ha conquistato il primo calcio d'angolo a metà della ripresa e che ha tirato in porta soltanto una volta nel primo tempo con Tordini sul calcio piazzato, credo che sia infatti proprio questo, e 2 occasioni le ha avute nella ripresa con un colpo di testa di Dell'Aquila e poi una occasionissima per Luciani. Per il resto c'è stato una arrembante che era lecito attendersi, perché molto di questo play-out passava dalla partita in casa, trascinata da un buon pubblico, e adesso invece ci si affida alla trasferta di sabato prossimo allo Zaccaria di Foggia, dove però cambiano certamente i numeri, i pronostici e tutto il resto. Ma secondo te cos'è che non ha funzionato nella partita di ieri? È una squadra che ha, non dico staccato la spina, ma è una squadra rassegnata, fra virgolette? No Angelo, perché non l'è stata rassegnata anche nelle settimane precedenti, ha costruito questo play-out con delle buone prestazioni, però il Foggia si è ricompattato, come ho detto a inizio collegamento, si è preparato anche meglio, sapeva per esempio che Garofalo sulla destra è una ottima fonte di gioco, lì l'ha bloccato con Zunno che addirittura un esterno d'attacco faceva anche il terzino, poi 5 uomini a centrocampo hanno un po' bloccato quelle che erano iniziative di Petrucci, Bugel e Crimi. Insomma, il tecnico Gentile, tecnico dell'Under 17, insieme agli uomini del suo staff l'ha costruita e l'ha gestita molto bene la gara, preparandola a dovere. Dall'altra parte Gatto non ha avuto grandi contromisure, perché quando è entrato Costantino non è riuscito a dare contributo, e per cui si è chiuso bene il Foggia, e se non ci fossero state lì davanti anche le prestazioni modeste dei suoi attaccanti, poteva anche fare il colpaccio. Alla fine il risultato di 0-0 è quello più giusto, però che non mette nelle condizioni del Messina di essere il favorito per rimanere in terza serie, perché certamente il Foggia potrà giocare davanti al suo pubblico, la trasferta sarà vietata ai tifosi del Messina col doppio risultato, e poi con una formazione che certamente era stata costruita per altri obiettivi. Sergio, prima di salutarci ti chiedo qualcosa, è inevitabile sul fronte societario, se ci sono delle novità, se ci sono risvolti anche da un punto di vista delle inchieste che abbiamo saputo sono state aperte anche dalla procura di Messina. È un salto nel buio quello che si appresta a fare la squadra giallorossa per la prossima stagione? Tutto dipende dall'esito dello spareggio con il Foggia, perché un Messina in Serie C ha un senso anche per potenziali compratori, perché al di là della massa debitoria di circa 1.400.000 euro, degli stipendi da pagare, dalle sicure penalizzazioni che ci saranno, però in terza serie ha un senso. In Serie D probabilmente gli acquirenti ci penserebbero 2 volte, per cui è tutto un film che sarà scritto nelle prossime settimane, però dipenderà innanzitutto dall'esito di sabato prossimo. Stesso discorso anche per il Foggia, che ha una situazione societaria abbastanza delicata. Il Messina
vive questa settimana concentrato solo sul campo, spera di recuperare Giampi che non c'era nella gara d'andata, e poi con ogni probabilità giocherà un po' più offensivo, forse con Dell'Aquila, con una seconda punta, per cercare di mettere pressione, quello che non ha fatto in casa. Sarà più difficile provare allo Zaccaria, ma non ha alternative. Insomma, no, non è che ci siano altre scelte, Messina è obbligato davvero a vincere. Infatti, per mantenere la categoria, che vale tanto. Stiamo parlando di calcio professionistico. Ci risentiamo chiaramente, tu ci racconterai che cosa succede tra il Messina e il Foggia nella gara di ritorno, che si gioca, lo ricordiamo, sabato, senz'altro. e quindi da lì poi capiremo che cosa succederà nell'immediato futuro. Grazie anche a Sergio Colosi. Adesso Grazie invece a te, ciao, buon pomeriggio. grazie, adesso andiamo a Trapani, dove vedo già il nostro Franco Cammarasana. Franco, oggi non parliamo di calcio con te, perché diciamo la notizia che arriva da Trapani è invece legata alla formazione di basket, che ieri ha perso, però ha perso con l'onore delle armi sicuramente, però ha guadagnato come dire, una qualificazione storica in una fase, diciamo, di post-season del campionato, massimo campionato di basket italiano, non dico comprimaria, ma là, ci siamo lì, attenzione, seconda in classifica. No, non sentiamo Franco Cammarasana, fra un po' cercheremo di capire perché non ti sentiamo. Franco, un attimo, non abbiamo l'audio di Franco Cammarasana in questo momento, non capiamo perché, magari cerchiamo di recuperare il collegamento con Cammarasana in audio, perché in video lo abbiamo sentito. Se non ci dovesse essere, rinvieremo questo nostro discorso, diciamo, legato al basket a qualche altro appunto. Quindi il problema pare sia alla fonte, all'origine, e quindi ci dobbiamo, ahimè, fermare qui. Franco, non posso che augurarti buon lavoro, ci racconterai magari delle vicende della Shakhtar Trapani nei playoff, e vedremo che cosa succederà. Incrociamo le dita ovviamente per la squadra del presidente Antonini, che chiaramente è ben predisposto sul basket, ha investito, ha fatto molto bene e la squadra ha avuto grandi risultati. Non è successo così nel calcio, forse probabilmente lì serviva qualcos'altro, però ci dobbiamo fermare. Non sentiamo Franco Cammarasana, grazie. Finisce qui Anteprima Corner. Il prossimo appuntamento chiaramente è legato anche alle sorti dei play-off per quanto riguarda il Catania, ma anche tutte le altre siciliane. Intanto auguro a tutti voi un buon pomeriggio.